salutiamo mister Antonino Ticali, tecnico del San Isidro Bagheria. Le chiediamo subito una sconfitta arrivata con il risultato di 3-0 contro il Palermo Calcio a 5. Che match è stato per lei? Diciamo che non abbiamo sfigurato, nel senso che la partita è stata equilibrata, loro chiaramente sono abituati alla categoria e quindi alla lunga diciamo che hanno avuto la meglio anche meritatamente. Noi ci dobbiamo adattare, siamo ancora diciamo, in fase di rodaggio, più che altro dobbiamo adattarci ai ritmi della categoria che sono totalmente diversi rispetto a quelli dell'anno scorso. Noi abbiamo confermato in blocco quasi, prendendo solo qualche under, la squadra che avevamo in C2, quindi chiaramente cambiano i ritmi e ci dobbiamo adattare di conseguenza. Per il San Isidro Bagheria, promozione dal campionato di Serie D, promozione con vittoria del campionato in C2, adesso il campionato di C1 è molto duro, come ha detto anche lei, forse un po' l'esperienza sta un po' pagando questa formazione, ma le chiedo subito un inizio non positivo, dunque con 3 sconfitte consecutive in stagione tra Coppa Italia e adesso la prima di campionato. Quali sono le modifiche che apporterà forse già subito da domani? Ma sicuramente dobbiamo alzare i ritmi in allenamento, perché poi alla fine la partita è lo specchio dell'allenamento, quindi, però ripeto non è tanto una questione diciamo tecnica o tattica, perché siamo questi, noi, il nostro obiettivo è la salvezza, quindi è chiaro che soffriremo con squadre diciamo più attrezzate come il Palermo Calcio 5, dobbiamo migliorare nei ritmi, dobbiamo adattarci ai ritmi della C1. Questo è. Dal punto di vista tattico, invece, l'ingresso di Lozano ha cambiato un po' la partita, anche insieme a Sciacchitano. È una soluzione che effettivamente vedremo in questo campionato più spesso? È un po' stata una soluzione dovuta forse al recuperare il risultato? Sì, più che altro il recupero del risultato, perché come vediamo tutti i ritmi sono altissimi, quindi tenere in campo entrambi che sono due pivot diciamo, di esperienza, due pivot pesanti e poi diciamo, andremo a pagare in fase difensiva, quindi diciamo, è stata più una soluzione per cercare di recuperare il risultato.